Ci troviamo a Colfosco di Susegana e nella zona golenale praticamente del Piave. Qui nel 66 di circa 5.000 metri cubi al secondo e avevamo qui praticamente 4 metri di acqua che andava a alluvionare tutta la zona golenale che vediamo qui in questa foto, questo signore che indica dove è arrivata la piena del 4 novembre 66, quindi un mare di acqua che ha superato gli argini lì a Nervesa, tanto che l'acqua era uscita andando fino ad Arcade e che dopo voleva dire alluvionare Treviso. Per fortuna dopo nella notte verso la mattina il livello è defluito e non è servito perché in previsione era da minare anche l'argine di Ponte della Priora per far scaricare l'acqua verso Santa Lucia, eccetera, di far saltare l'argine. Questa è la situazione che potremmo trovarci, quindi dobbiamo pensare che le recenti brentane che sono state, l'acqua arrivava in quella base lì e erano circa 2.000 metri cubi al secondo, quindi se sono 5.000 vuol dire che altri 3.000 metri cubi al secondo potrebbero arrivare, perché sono arrivate nel 1882, la famosa piena che ha distrutto anche Venezia, ed altre piene nell'inizio del secolo scorso. Dopodiché la situazione climatica è cambiata e sono passati decenni e decenni prima che arrivasse un'altra piena alluvionale. Oggi il punto di rottura può essere proprio qui, che va verso Colfosco, perché se andiamo a vedere gli argini vediamo che la Repubblica Serenissima a monte ha fatto gli argini proprio da questa parte qua, perché finché il fiume sta dentro nei colli, dalle montagne nei colli, ok, qui a zona Mina e a Nervesa ci sono gli argini che proteggono e basta. Ecco, qui stiamo entrando, siamo sopra l'argine, stiamo entrando nella zona golenale detta Piccola Russia, dove ci sono circa una cinquantina di famiglie, e qui l'acqua era a filo argine nel 66, quindi 5.000 metri cubi al secondo, ripeto, 5.000 metri cubi al secondo. Quindi qua, se non si fanno i serbatoi di laminazione, siamo veramente a grosso rischio che esca, anche con la situazione della manutenzione mancata nel letto del Piave, che l'acqua esca da qui e vada per Santa Lucia. Questa è la situazione drammatica per la mancanza di regimentazione del fiume. Qui ci troviamo in zona Mina a Colfosco e qui partono i primi muraglioni eretti dalla Repubblica Serenissima da Fra Giocondo dopo il 1500. Ecco, questo è un tratto di murazzo con croda scolpita qua, derivata dalle nostre colline, portata qui a blocchi e messa in questa zona qui. Qui nel 66 praticamente sopra l'argine c'erano oltre 3 metri di acqua che viaggiava a una velocità di 4 metri al secondo, quindi una forza spaventosa, ecco, in questa zona qui. Serve a rettificare il letto del fiume, quindi il letto del fiume è originariamente 1 metro più basso dove c'è dentro questo canale qui. Questa zona è la zona più pericolosa del fiume, perché qui è stretto, chiuso dentro tra la collina, qui collinetta di Mina, e dall'altra parte che è il Montello. Quindi di là abbiamo via di Croderi e di là più a monte abbiamo l'aviosuperficie di Giancarlo Zanardo. Ecco, questa zona qui deve essere pulita, non si può lasciare in questo marasma qui. Qui il fiume è abbandonato a se stesso, all'incuria. Quando viene giù una piena, dopo porta via tutto, fa distruzione, fa morti. L'acqua, se non sta dentro nel letto del fiume, per differenza, siccome non è comprimibile, va fuori dagli argini. Questa è la situazione. È un disastro, è inghiaiato e pieno di piante. Queste piante qui, se viene giù una piena con le ceppaie che vengono estirpate facilmente, dopo vanno a pararsi contro le pile dei ponti, e quando viene giù l'acqua a grande velocità, a 4 metri al secondo, porta via tutto, non esiste. Qui hanno creato sto argine finta per proteggere qui queste case, ma non serve a gran poco. E quello che troviamo intollerabile è che qui, quando hanno fatto oltre 15 anni fa una manutenzione dentro nel fiume, invece che portare fuori questo materiale qua, l'hanno riposto qui lungo l'argine, praticamente 1500 camion bilici di materiale
riposti così contro l'argine. Dentro ci sono le ceppaie sotto che si sono marcite e con la pioggia il terreno drena giù. Quindi qua è stato un grande pericolo anche nei primi anni, perché questi buchi sono caduti dentro dei cani che sono anche morti. Ecco. È assurdo creare dei serbatoi di laminazione a valle come volevano farlo 10-15 anni fa per la politica errata a Ponte di Piave. Come fa? È una stupidità pazzesca. Tu non puoi fare un serbatoio di laminazione dove che lì è tutta ghiaia, perché l'acqua filtra dentro, passa sotto, escono i classici fontanazzi.